Gorgò, la regina di Sparta, per Santelli, è una figura che, se non me lo diceva lei, io non sapevo nemmeno che fosse esistita. Come spesso succede, la storia la fanno gli uomini, ma non le donne. Le donne fanno tutto, ma non fanno la storia. E allora io direi che subito ci dici come mai Gorgò, dove l'hai trovata, sicuramente immagino nei tuoi studi, nelle tue cose, però anche, voglio dire, anch'io ho fatto il liceo scientifico, quindi ho fatto latino, ho fatto un po' di cose, Sparta, Atene, tutte queste cose qui, insomma, le studiamo. Io di questa regina di Sparta non ho mai sentito parlare. Grazie Sara e grazie a Silvia ovviamente. Allora, io ho iniziato a occuparmi di questo personaggio storico nel 2016, avevo già pubblicato un breve romanzo che era ambientato sempre nella Grecia classica, era una breve storia di una donna, sempre una donna, ambientata ad Atene nel V secolo a.C. E poi però mentre diciamo scrivevo questo testo già insomma prendeva forma nella mia testa l'idea di pubblicare l'idea insomma di costruire una storia vera, perché quella precedente era inventata, quindi di costruire una storia vera su un personaggio storico realmente esistito. Mi è piaciuto poi concentrarmi su questa donna perché comunque lei è la moglie del re spartano Leonida, l'eroe delle Termopili, colui che si è sacrificato per la libertà della Grecia proprio al passo delle Termopili, quando c'è stato lo scontro tra greci e persiani durante la seconda guerra persiana. L'episodio è famosissimo, è l'episodio dei 300 del sacrificio di questi spartani che hanno bloccato per alcuni giorni l'esercito persiano e hanno trattenuto appunto questo esercito enorme, no? Che doveva appunto invadere tutta la Grecia. Però appunto nessuno ha mai parlato di questa donna che era la moglie appunto di Leonida. Nessuno ha mai ricostruito la sua storia e da alcuni testi è possibile però ricavare delle informazioni che appunto ci parlano di questo personaggio femminile. E pertanto a me è incuriosito tantissimo e ho cominciato a cercare notizie e proprio a costruire un testo che fosse il più possibile accessibile a tutti, che avesse insomma anche una certa così possibilità insomma di essere letto da un gruppo più possibile insomma di persone, ecco. Allora vediamo, prima l'uovo o la gallina? Prima hai scritto un romanzo basato su un personaggio inventato, adesso lo hai scritto su un personaggio realmente esistito. E direi che ai lettori piace molto questa cosa dei personaggi reali, romanzati. Il problema è che poi il confine tra reale e romanzato è sempre complesso e pone agli autori delle difficoltà non da poco. Non ti sei sentita un po' impaurita nel prendere, o forse hai contato magari sul fatto che però è una figura poco conosciuta? Allora, all'inizio sì, certamente, perché comunque diciamo che un romanzo di questo tipo era la mia prima esperienza, quindi è ovvio che dovevo comunque mettermi in una prospettiva diversa e ho cercato quindi di innanzitutto leggere tutte le fonti possibili, tutto quello che poteva essere storicamente attendibile. Mi sono occupata soprattutto della ricostruzione di alcuni episodi che ho trovato appunto nello storico greco Erodoto, e sono partita da questi episodi che hanno
proprio mi hanno ispirato per poter anche delineare la personalità di questa donna che appunto non si trova nei libri di storia, e quindi la costruzione è stata proprio quella iniziale, è stata quella di poter proprio partire da questi episodi che insomma ci fanno capire, sono due in particolare, ci fanno capire che Gorgò era una ragazzina molto sveglia già all'età di 8-9 anni, aveva una certa personalità e comunque partecipava anche alle questioni politiche del padre. Il padre era il re di Sparta, Cleomene I, è stato re prima di Leonida, e quindi la bambina che aveva 8-9 anni partecipava agli incontri politici che il padre faceva appunto a volte con dignitari stranieri. C'è appunto questo episodio che ci fa capire che lei, quando era ancora una bambina, interviene in una questione di politica quando il padre riceve questo dignitario persiano che appunto vuole assolutamente coinvolgerlo in questa guerra e cerca appunto di corromperlo. La bambina interviene con il denaro, ovviamente la bambina interviene e nonostante avesse solo 9 anni gli dice questa frase, no? Se non te ne andrai via da questa stanza lo straniero ti corromperà. E quindi l'intervento insomma ci fa capire, riportato da Erodoto nelle storie di Erodoto, ci fa capire che era già abbastanza intelligente già da piccola. Poi c'è un altro episodio in cui lei è già una donna adulta ed è già sposata a Leonida, dove viene invitata all'assemblea degli Spartiati, dei più importanti insomma, personaggi di Sparta, e è l'unica che riesce a decifrare un messaggio criptato che si trova in questa tavoletta cerata e riesce a decifrarlo e a capire che sotto la cera c'era questo messaggio proveniente dall'Oriente che consigliava appunto gli Spartani di prepararsi per la guerra imminente. Quindi con questi due episodi ho cercato di delineare, diciamo, la sua personalità e ho tentato quindi da qui di costruire insomma il personaggio.